Chi ha paura del futuro con il Veneto tra alta velocità, centrali nucleari e inceneritori? Questi sono gli elementi che animano tanti dibattiti, ci sono notizie buone, notizie cattive su questo fronte, ci sono preoccupazioni, allarmi spesso ingiustificati, ma si va verso questo futuro che punta sullo sviluppo di aree come la nostra, come il Veneto, come il Nord-Est. Buonasera da Focus, fra pochissimo vi presenteremo i nostri ospiti, parliamo di territorio, di ambiente, anche in relazione alle notizie di queste ultime ore. Proprio oggi si è saputo che il governo ha finanziato a sorpresa, perché ci si aspettava un ulteriore rinvio, il tratto dell'alta velocità tra Verona e Padova. C'è la questione del nodo vicentino, c'è la questione di un finanziamento che sembrava non dovesse essere erogato. Confindustria Veneta con Andrea Tomat aveva subito protestato, ma la buona notizia, sono due le buone notizie, la prima è che Tremonti ha dato questo finanziamento, la seconda buona notizia, come ha detto anche il presidente Galan, che sentiremo tra pochissimo, lo ha detto a tanti giornali, è che il Veneto fa squadra. Questa è una decisione, quella della TAV, che è stata favorita dalle pressioni, a quanto pare, dei ministri Sacconi e Brunetta, che quindi hanno esercitato il loro potere a Roma e hanno convinto il ministro Tremonti a dare questi soldi al Veneto praticamente, perché questo è un vantaggio per la nostra regione. Ma questa è la notizia da cui partiamo questa sera e quindi sentiamo cosa ha detto telefonicamente a Rete Veneta subito dopo questa novità, questa bella novità per il Veneto, il governatore Galan. Io sono ovviamente estremamente soddisfatto, come credo che abbiano ragione di essere tutti i veneti, perché il Veneto ha iniziato a vincere, diciamo che la battaglia sarà alla fine lunga, ma ha iniziato a vincere una battaglia che sembrava persa. Noi eravamo nel solco della tradizione, per così dire, stati esclusi ancora una volta dall'alta velocità, dall'alta capacità ferroviaria, che non è un vizio, è una cosa assolutamente indispensabile, a favore di altre parti d'Italia. Insieme a tanti altri amici, e questa volta per davvero mi sento di dire così, insieme ai ministri anzitutto, ma insieme anche agli industriali del Veneto, abbiamo fatto un lavoro davvero di squadra. Io sono ancora qui a Roma a insistere, a litigare, a lottare per i dettagli, e siamo riusciti a inserire questa assoluta esigenza per il Veneto fra le priorità. Il lavoro non è finito, adesso sempre con un lavoro di squadra bisogna procedere senza campanilismi, senza provincialismi, sapendo che l'interesse generale qualche volta può anche non coincidere con l'interesse particolare, ma l'interesse particolare viene assorbito e si ritrova in quello generale. Mi spiego, per questa definizione alta velocità significa poche fermate. E quindi qualche città dovrà pensare a come dovranno essere i suoi collegamenti con la fermata dell'alta velocità, piuttosto che a condurre sterili battaglie perché la fermata sia proprio in quel comune. E quindi ci sarà un grande lavoro, la progettazione dovrà tener conto di questo e dovrà casomai rivolgere l'attenzione a come migliorare i collegamenti con le poche stazioni, con le poche fermate che necessariamente un progetto come quello dell'alta velocità deve avere. Quindi niente campanilismi, niente particolarismi, niente assurde contrapposizioni, niente fenomeni che si ergono e confondono l'interesse particolare con l'interesse comune. Quindi c'è una grande battaglia tutti assieme, perché stiamo parlando di qualcosa che non interessa il comune di o la frazione di, interessa qualcosa che va da Lione, dal Portogallo fino all'Ucraina, fino alla Russia. E quindi capisce che quando si parla di Kiev, Lisbona o di Lione, Mosca, pensare al comune e alla frazione diventa anche un po' ridicolo.